Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Ferrazzano in provincia di Campobasso. Il comune si trova a 870 metri sul livello del mare e conta circa 3400 abitanti. È arroccato su un monte e domina tutta la vallata. Tra le tante cose, Ferrazzano è anche bandiera arancione del Touring Club italiano. Nel corso della puntata scopriremo tutte le positività del luogo. A voi Ferrazzano! Per me Ferrazzano è il mio paese con la P maiuscola, è il luogo dove i miei genitori hanno deciso di farmi crescere, dove ho sviluppato i miei affetti più cari e dove adesso ho deciso comunque di continuare di stabilirmi qui. Ho deciso di dedicarmi a Ferrazzano perché la popolazione di Ferrazzano merita di essere valorizzata, così come tutto il territorio ferrazzanese. Quindi invito tutti coloro comunque che vogliono visitare il paese e che magari decidono di volersi stabilire qui a Ferrazzano, di venire a trovarci e di conoscerci. Stiamo a Ferrazzano, un borgo medievale, come si può notare, insomma, conservato e caratterizzato dalla pietra. Questo borgo sta su una roccia, per questo lo chiamano la sentinella del Molise, perché si può vedere un po' da tutto il Molise. Un paese che ha una caratteristica ricreativa, sportiva, culturale. Noi abbiamo una lunga passeggiata che ci collega col capoluogo ed è un paese dove generalmente si fanno appuntamenti culturali, ecco. Noi siamo una giovanissima amministrazione, eletta da pochissimo, a maggio, un gruppo unito, affiatato, collaborativo anche con la minoranza. Abbiamo un castello, ahimè, è proprietà di privati, però ben conservato. Gli ultimi proprietari sono stati Carafa, ma è stato anche posseduto dalla famiglia dei Curtis. Totò rivendicava uno stemma all'interno del castello. Ferrazzano ha anche il pregio di aver dato i nativi al bisnonno di Robert De Niro. Il gonfalone mostra questa torre con 3 torrioni piccolini sopra con la scritta Moneta Resisti, quindi che caratterizza proprio la roccia, la fortezza della roccia e che teneva unito tutto il paese. Il pastore dell'arcidiocesi Campobasso-Boiano è molto legato ai piccoli borghi del territorio. La parola all'arcivescovo. Ferrazzano è sopra una grande cima, lo vedi da lontanissimo, è chiamato lo spione. È un'espressione un po' pungente. In realtà io la chiamerei, come dice la Bibbia, la sentinella, che è un'immagine biblica bellissima. La sentinella è quel paese che guarda, che vigila, che osserva, che scruta, che quando devi sapere dov'è il territorio, ah ecco, lì è Ferrazzano, ora lì c'è, cioè è il punto di riferimento. Questo è il valore locale che ha Ferrazzano e questo non è solo legato alla realtà geografica, ma diventa anche un borgo ben coltivato anche dai parroci precedenti, coltivato ora da questo parroco giovane e ha una sua identità molto bella su questa rocca dov'è il paese attorno e poi troveremo tantissime campagne attorno, perché non è solo il borgo ma c'è un insieme di realtà agricole, rurali molto interessanti. Che cosa chiedono gli abitanti di questi piccoli borghi al vescovo? Chiedono, secondo me, 3 cose. La prima è un grande senso di identità.
vogliono rimanere se stessi. Per esempio, anche le parrocchie più piccoline, guai sopprimere la parrocchia, anche se una parrocchia ha 38 abitanti, io ne ho una che ha 38 abitanti. Quindi l'identità è fondamentale. Secondo, vogliono avere quella considerazione, specialmente i borghi più belli, una chiesa curata, un aiuto perché anche un momento come il terremoto possa essere superato, e stiamo lottando ad esempio in un centro come Limosano, che mi auguro un domani restaurato potrà essere veramente uno dei borghi più belli della zona, perché abbiano la bellezza antica, magari ferita dal terremoto. E terza cosa, non perdere i valori religiosi, come il rosario, la Vergine Maria, i valori della solidarietà nei confronti degli immigrati, ricordando che anche qui la gente del Molise per tanti decenni è emigrata. Ecco, allora veramente un aspetto culturale è l'identità, un aspetto pastorale è la cura della realtà, delle cose belle che hanno, e l'aspetto religioso la cura dei valori antichi che questo territorio ha. Le galline me le hanno date al termine di una visita pastorale, in 2 luoghi diversi, anzi adesso forse ne arrivano altre, perché abbiamo visto che sono molto feconde e le uova in più le portiamo alla mensa dei poveri, e loro ci danno il pane vecchio, non il pane avanzato, il pane che rimane sulla tavola, che non è più utilizzabile, ce lo portano e noi gli diamo le uova. È un discorso molto agreste, ma molto bello, non si butta via nulla. Questo è il senso. A Ferrazzano abbiamo anche l'Arca Sannita, un'esperienza meravigliosa che vi chiedo di visitare, perché troverete un'esperienza bellissima di chi, con l'amore a questa terra, ha recuperato antiche piante di fico, antiche piante di melo e di pero. Noi abbiamo in Molise 70 tipi di pere e una 90 tipi di mele, che quasi nessuno conosce. Lì sono conservate, un museo. All'interno dello storico Palazzo Chiarulli le signore di Ferrazzano hanno preparato i piatti della tradizione contadina. A voi la gastronomia. Presentiamo la gastronomia tipica locale. Non possono mancare gli affettati derivati dal maiale. Abbiamo i nostri latticini prodotti da un'azienda locale, una fantastica trecciona, un caciocavallo e una ricotta freschissima. C'è pizza e minestra, che era praticamente l'alimento fondamentale, molto povero, perché era della minestra con farina di Gran Turco. Non possono mancare i fagioli con le cotiche, pasta e ceci, rigorosamente cucinati con pasta di casa. Non può mancare il sugo con le tracchiole, che serviva per condire i nostri famosi cavatelli. Un piatto tipico che è tutt'altro che leggero è la nostra ciambotta, la cosiddetta colazione dei nostri contadini. Peperoni, pomodori e non può mancare la salsiccia. Trippa e caceova, anche questo frutto degli animali che si avevano in casa. Le cipolle arracanate con su della mollica di pane che vengono infornate e cucinate così in una maniera molto tradizionale e semplice. Il tutto veniva accompagnato dal nostro rustico tradizionale Luca Chatiel, quindi un rustico formaggio. E poi abbiamo la nostra famosa pizza glicicere. Il maiale non veniva buttato assolutamente niente.
E per finire, miei cari, i nostri dolci, la nostra pizza di casa, qui splendida, con dei confettini. La copertura delle pizze veniva fatta con il naspo, bianco d'uovo battuto e montato con dello zucchero. Poi abbiamo le ferratelle, le pastarelle e abbiamo anche le zeppole, i pepatelli, le paste frolle per la colazione. E adesso un saluto con le nostre care signore che hanno preparato questa fantastica tavola e con voi un brindisi con il nostro vino locale, la Tintiglia, che vi invitiamo a conoscere e ad assaggiare. Vi aspettiamo a Ferrazzano. Andiamo ad incontrare una colonna di Ferrazzano, il parroco emerito, classe 1921. Proprio qui ho avuto la chiamata da Gesù a seguirlo nella via del sacerdozio, quando il mio predecessore Don Donato Mastro Pietro dall'altare disse che si era aperto un istituto salesiano a San Severo, c'era un giovane di Ferrazzano e chi voleva poteva andarci. E allora, avendo saputo che questo mio amico capocefalo era andato a San Severo dai salesiani, andai a casa, disse mamma e papà, voglio andare anch'io dai salesiani, quindi la mia devozione la devo a San Giovanni Bosco e a Maria Ausiliatrice. Sono stato ordinato sacerdote il 13 luglio del 1947. Sono stato parroco di Ferrazzano dal 1954 fino a 2 anni fa. Quando ho raggiunto l'età di 90 anni, ho chiesto all'arcivescovo di mandarmi un sacerdote. L'arcivescovo mi ha accontentato e ha mandato il nuovo parroco qui a Ferrazzano, Don Nicola Maio, bello giovanotto, aveva 30 anni quando è venuto qui, io avevo 3 volte la sua età. Abbiamo qualche cosa di prezioso poi nella nostra chiesa, il pulpito che è del 1200-1300 della scuola pugliese, che è stato restaurato qualche anno fa dalla soprintendenza archeologica. Un'altra lunetta che sta sul battistero che rappresenta l'agnello, il Cristo, che guarda la salvezza dell'umanità, e ancora il portale della chiesa. E con la vivace associazione folcloristica corale siamo giunti al momento del ballo e del canto. L'associazione folcloristica corale Lupa Sariel nasce all'incirca 9 anni fa. Il gruppo attualmente è composto da circa 30 persone, tra ragazzi, ragazze, bambini e adulti. Il gruppo subito suscita grande importanza a livello molisano perché presenta una coreografia molto bella, costumi molto belli e canzoni molto vivaci. L'associazione ha una caratteristica prettamente corale, ma si distingue anche per alcuni balli tipici del posto. State osservando il ballo dell'Aia, un ballo che si faceva nell'antichità, dove le persone si ritrovavano dopo un giorno di lavoro sull'Aia e dunque si divertivano a ballare. Un orgoglio sono i bambini che sono molto presi da questa attività e che speriamo noi più adulti riuscire a portare avanti. Nel centro storico di Ferrazzano si trova uno dei più piccoli teatri italiani, la parola al fondatore e direttore artistico.
Siete al Teatro del Loto, ovvero Libero Opificio Teatrale Occidentale. Questo teatro nasce con un'idea già particolare, innanzitutto già l'idea di recuperare all'interno di un borgo meraviglioso come è Ferrazzano, un borgo tutto in pietra, uno spazio per una cultura attiva. Questa era una vecchia casa canonica che nella mia follia all'inizio andavo in giro con un piccolo plastico e ho voluto trasformare in questo teatro che già nel nome dà l'idea della sua mission. In realtà Teatro del Loto sta per Libero Opificio Teatrale Occidentale, ovvero già nel nome è insita una sintesi di aperture di culture, cioè questo teatro vuole incontrare culture di tutto il mondo, culture occidentali e culture orientali. Per esempio il Touring Club ha dato la bandiera arancione a Ferrazzano e nelle motivazioni mette perché c'è anche il Teatro del Loto che è il più bel piccolo teatro d'Italia. Questo è quello che in realtà dicono i tanti artisti che sono passati un po' qui. Questo palcoscenico ha già dato possibilità a tanti giovani molisani di oggi di misurarsi con un mestiere bellissimo che è quello dell'attore. Tanti frequentano la nostra scuola propedeutica d'arte scenica, la SPAS. Io sono un attore molisano, sono andato via dalla mia città a Campobasso, avevo 18 anni, per fare l'Accademia d'Arte Drammatica. Per me era un sogno da coltivare, però allo stesso tempo, se mi guardo indietro, penso che non c'era nessuna di queste opportunità, che oggi invece c'è, anche grazie al Teatro del Loto. Ferrazzano è un paese vivo sotto tutti i punti di vista. Andiamo a scoprire un caseificio, un forno e la tradizione del tombolo e il ricamo. Ci troviamo in Contrada San Marco, di cui il caseificio prende il nome. È un caseificio artigianale perché lavora latte locale. Il nostro prodotto principale è la pasta filata, cioè la mozzarella. Però da questo poi facciamo anche caciotte, caciotta al tartufo, caciotta al peperoncino, la caciotta normale, caciocavalli e tanta roba di questo genere qua. Tutto ciò che riguarda il latte di mucca. Il caseificio è artigianale perché lavora latte locale e poi anche perché c'è una vendita diretta. Il prodotto artigianale si intende usare latte locale, proprio materia prima del luogo e avere un rapporto a chilometri zero con la clientela. Infatti chi viene qua prende la mozzarella appena fatta, la ricotta calda, tutta questa roba qua, proprio per dare un prodotto di qualità. Ho scelto da giovane di investire sul mio paese, prendendo in mano un'attività preesistente e riportandola un po' su insieme a mio fratello e grazie all'aiuto della mia famiglia. Produciamo dal pane alla pizza e ovviamente la pasticceria secca, perché è un'attività artigianale di panificazione e di biscottificio. Abbiamo fatto una scelta di restare nel nostro paese e di qualificarlo ancora di più, dando un servizio in più al popolo di Ferrazzano e perché no anche quello di Campobasso. Non è vero che l'esempio lo devono dare sempre quelli grandi, noi giovani un po' di idee forse in più ce le abbiamo e che non abbiamo il coraggio di tirarle fuori. La mia esperienza di questo lavoro del tombolo è iniziato una quindicina di anni fa, tramite sempre il comune. Abbiamo iniziato con dei corsi brevi e adesso è rimasto permanente questi corsi qua. Facciamo di ricamo, il tombolo, delle volte anche il cucito. Oggi non c'è perché stiamo troppo stretti della cosa. E quindi vengono queste persone a lavorare, però vengono cambiate le persone, non è che sono sempre le stesse. Ci sono state tante persone che adesso hanno imparato bene. Ogni tanto facciamo anche le mostre
La vendita non ce n'è, perché noi è solo una cosa così, di hobby, e quindi ognuno se la tiene per lei, il lavoro che fa ognuno se lo tiene. La parrocchiale di Ferrazzano, dedicata a Santa Maria Assunta con il suo alto campanile, domina tutto il territorio. Andiamo a conoscere il parroco. Appena 1 anno e mezzo che sono qui e posso dire che il paese da subito mi ha accolto benevolmente, e i sorrisi, la fiducia, la stima reciproca che si respira è evidente, e io sono veramente molto edificato di questo. Fondamentalmente ho avuto la gioia di entrare a contatto con i giovani di questo paese ed è nata da subito una bellissima realtà oratoriana. Abbiamo dei ragazzi che ci seguono e con loro anche gli altri giovani del paese più adulti stanno frequentando, cercando di avere un rapporto sempre meno critico ma sempre più positivo con la Chiesa, vederla come una comunità, non come un'azienda, una ONG, direbbe il Papa Francesco. Siamo qui e viviamo con gioia, abbiamo un giornalino parrocchiale da poco istituito, stiamo ricostruendo a Dio piacendo la società polisportiva. C'è una tradizione un po' inusuale che è legata al fatto che precedentemente, in tempi passati, il patrono era Sant'Albino, però poi a un certo punto improvvisamente la devozione popolare ha visto in Sant'Antonio un fortissimo punto di riferimento. Oggi abbiamo la gioia di avere da appena 2 anni una rappresentazione molto significativa nella quale le 3 diverse zone pastorali del nostro paese, il borgo, la campagna e la nuova comunità, si uniscono secondo le diverse generazioni, adulti, giovani, per inscenare i 13 miracoli di Sant'Antonio, una bellissima rassegna dove si evince questa grande vocazione di Sant'Antonio, che è quella, più che di essere un santo che sta sui palchetti lì a guardarci, è un santo in realtà sociale, un santo che ha amato moltissimo la carità. È un bellissimo segno che noi abbiamo voluto raccogliere ultimamente. Con il gruppo Caritas abbiamo costituito una sorta di magazzino di roba usata, con la quale con i proventi paghiamo le bollette per le persone che sono in difficoltà. Abbiamo la possibilità di fornire un centro di ascolto. È un bellissimo segno che Antonio, il patrono, ci ha donato. Ferrazzano è un paese ricco di mandolinisti, tra l'altro. Io sono uno dei rappresentanti diplomato in mandolino. Cerchiamo di recuperare insieme con Isidoro la musica di questi 2 strumenti. Proponiamo un repertorio che va dal 600 al 700 da Antonio Vivaldi, che ha composto diversi brani per questo strumento che è il mandolino, fino ai giorni nostri. Qui c'è una sorta di pace che permette di lavorare serenamente e liberamente. Un'eccellenza di Ferrazzano e dell'intero Molise è senz'altro l'associazione Arca Sannita. Andiamo a scoprire questa importante realtà. La nostra è un'associazione, si chiama Arca Sannita, un po' come l'Arca di Noè, perché ha recuperato su tutto il territorio le antiche varietà frutticole, ma non solo, ma anche altri semi, di ortaggi, di frumenti e di legumi in particolare. Alle mie spalle abbiamo le piante innestate che derivano dalle piante madri che abbiamo osservato, monitorato sul territorio regionale. Oggi c'è il nostro socio operatore Peppino che sta eseguendo gli innesti cosiddetti a occhio di 2 varietà particolari di mandorlo.
e che noi abbiamo recuperato sul territorio. Quindi c'è veramente tutto il patrimonio arboreo autoctono del Molise in questa Arca di Noè. Nelle altre serre l'azienda coltiva altri prodotti, orticoli in particolare. Abbiamo recuperato tantissime varietà e specie frutticole, tra cui un albero antichissimo di olive, di una varietà locale che è qui vicino, che è in fase produttiva e che stiamo vedendo. È certificato che le origini della famiglia dell'attore Robert De Niro partono da Ferrazzano e per questo qui è nata l'associazione C'era una volta di Ferrazzano. Ormai è notorio che cittadino onorario di Ferrazzano è Robert De Niro. Pochi anni fa l'attore ci ha inviato addirittura la richiesta con l'amministrazione precedente a quella attuale di essere iscritto nelle nostre liste elettorali, per cui lui all'attualità risulta iscritto all'AIRE ed è cittadino, come dire, anche italiano. Devo dire anche che lui ha ricevuto il passaporto italiano grazie all'interessamento di Ferrazzano dal nostro presidente Napolitano in occasione della prima festa del cinema di Roma. Abbiamo incontrato l'attore a Domenica Inn, dove gli sono state consegnate le chiavi del paese. In quell'occasione abbiamo portato con noi delle foto di Ferrazzano, tra cui anche quelle del nostro castello dove ci troviamo attualmente, e si è vista palpabile l'emozione dell'attore nel vedere i luoghi cui apparteneva a lui e la sua famiglia. Nella prima settimana di agosto a Ferrazzano, l'associazione che io rappresento organizza il cinema all'aperto dedicato all'attore, quindi una rassegna retrospettiva in cui poi al nome del grande De Niro ci piace associare quello di Totò. Ritorniamo nella parrocchiale di Santa Maria Assunta per ascoltare la corale di Sant'Onofrio. Noi cantiamo non per autoesaltarci, ma un ruolo di servizio che si basa su tre fronti. Innanzitutto un ruolo di servizio alla liturgia, perché il canto deve accompagnare il fedele alla preghiera. Secondo ruolo è il ruolo alla comunione, alla condivisione. Terzo servizio è il servizio ovviamente alla cultura. Il nostro obiettivo principale è appunto quello di riportare la cultura tra le persone e tra la gente. Per rivedere tutte le puntate potete consultare il nostro sito. Viva Ferrazzano, viva l'Italia, ciao e viaggiate in sicurezza!